Ah, ah, ah. L'albanese era uno dei 7 arrestati nel febbraio scorso nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di cocaina che aveva fatto finire in cella anche un agente di polizia penitenziaria e 2 pregiudicati calabresi in odore di 'ndrangheta. Dottor Bruni, che onore, vi siete scomodato per me? A che devo questo piacere? Alla morte dell'albanese. E perché siete venuto da me, Un uccellino mi ha detto che ad ammazzare l'albanese sono stati i tuoi uomini. E voi così grande e grosso state a credere ancora agli uccellini? A quelli che cantano, sì. Mi volete arrestare? Allora, dottor Bruni, con vostro permesso, io continuo a mangiare. Volete favorire? Che ne dici di farti 2 belle risate in cella alla centrale? Ti tengo d'occhio, Salvatore Barracane. È stato un piacere. Tornate quando volete. Perché ti fidi? Stiamo già in ritardo. È perché mi sono finite le sigarette. Un momento, ma subito vedo. E sbrigati che c'è Vincenzo che ci sta aspettando. Ma guarda che lodanista musica. Ma fammi aprire sta qualcosa più meglio, va. Aniello. Tutto sto tempo, Jimmy. Un attimo, mamma mia, stai sempre a lamentare. Rilassati un po'. Guarda io. Che c'è, amore? Ti vedo preoccupata. Sì, lo sono. Per questa creatura che dovrà nascere. Che futuro potremo dargli? Perché non lasciamo perdere tutto e partiamo? Ce ne andiamo in Messico. E perché proprio in Messico? E perché sta lontano. E lì potremo ricominciare una vita tutte e 3 insieme. Va bene per il Messico. Però prima devo sistemare delle cose in sospeso. E poi Piccirilla da nascere a Napoli. Dopo, se vuoi, partiremo. Per il Messico. Per il Messico, sì.
me lo dici? Io sono nato con la liquidezza e stomaco! Tu sei nato con la liquidezza, tu sei nato con il vermo solitario. Tu tieni il vermo solitario a vincere, ma non tieni sempre fame, non tieni sempre fame. Comunque adesso facciamo una cosa, organizziamoci, cantiamo, facciamo una cosa, facciamo una cosa su. Aveva ragione, attacca, vabbè, Un momento! Che è stato? Oggi che giorno è? Giovedì! Ehi, giovedì! Giovedì, gnocchi! Ma già fanno ruote, chi ne gnocchi, chi ne parmigiana e mozzarella, ma già che baffa! E baffa? E tu i baffi non li tieni? E me li faccio crescere! Andiamo, attacca, fa presto! Attacca, passiamo, pronti? 1, 2, 3. Fuori c'è un certo Antoine che vuole parlare con voi. E fallo entrare, chi aspetta? Antoine, Maroni. Prego. Salvatore! Maroni, quando giorni vedete, sai che poi a Napoli. Come che faccio? Sono arrivato appena stamattina. Non avrai mica dimenticato che sto qui per il matrimonio di Stella, la comarella tua, mia figlia. Non ci sono dimenticati di Stella, che è la vita mia. Salvatore, mi raccomando, non ti dimenticare, il matrimonio è lunedì. Ma non ti preoccupare, stai tranquillo. Dobbiamo fare una festa grande per la tua bellissima figlia. Fammi capire una cosa, ma a Marsiglia le cose come stanno? A Marsiglia le cose come vanno, Salvatore? È meglio che non ne parliamo. Però dobbiamo brindare a questo matrimonio, vieni, siete vicino a me e raccontami tutto. Ma quanto è durata sta cosa? Non la faccio più, vengono a farmi i pazzi. Andiamo, porto strumento. Attenzione allo strumento. Questo è il nostro pane quotidiano! Che ordiniamo? Che ordinate? Ci porta il menù per piacere? Oh menù! Oh menù! Ah, grazie, il menù, eccolo qua, grazie. Muovete un poco. Il menù, papà, a me, a già scenderia. Per me una bella margherita grande! Sì, una bella margherita grande, va bene. Sì, però mi raccomando la birra. No, perché la birra sulla margherita ci vuole la birra. No, senza la birra, pizza senza vabbè. la birra. Allora, 3 margherite e 3 birre? No, aspetta! Ah, avete capito male? Scusate, avete detto margherita e birre per tutti? Sì, per tutti, ma una margherita e una birra! Noi 7,60 € teniamo. Ce la facciamo? Ce la fate, un'altra pizza ve la offro io. E allora il resto mangia! Grazie. Ma perché ci ha guardato tutti schifati? Che fine che abbiamo fatto? Stiamo migliorando. Migliorando. Ecco la birra. A vincerella! Ecco la pizza. I signori si vogliono accomodare? Voglio sapere dove sta Vincenzo Savastano. E non sacci niente. Non lo vega tanto tempo. Bouchard! Rigello pure tu, François. Lo dico pure io! Ah, pure tu non l'hai visto. Ma di chi stiamo parlando? Non l'hai vista, eh? Rosì, chiamammo la polizia. Ma che vi credete? Di fare i fessi con me?
Voi lo sapete che Bruno fa apparire in tasca. Questa volta ha appeso la giacca a un brutto gioco. Signore, guardi che noi non volevamo venire a suonare in questo ristorante. È stato questo che mi ha convinta. Ci hanno chiamato! È vero che nemmeno voi avete capito niente. Voglio spiegateci un po' la situazione. Ma noi... State zitto tu! Sta arrivando la polizia. È meglio che chiuda, perché voi qua non faticate più. Boom. Voglio, andiamo c'è. Allora, Carluccio mi ha detto che hai una bella notizia per me. Qual è? Don Salvatore, vi posso servire la testa di Don Vincenzo Savastano su un piatto d'argento. E che vorresti in cambio? 100.000 euro. E perché lo faresti? Vincenzo Savastano non ha futuro. La polizia lo bracca. C'ha l'ergastolo sulle spalle. E poi ci sono i soldi. È bravo. Così hai fatto la tua scelta. Ti prendi i soldi. E chi si è visto. Ma a me non me ne importa. Se quello che dici tu è vero, invece di 100.000, te ne rongo 200. Salvatore, che felicità, mamma mia. Ecco, quasi pensavo non venissi più. Che stai di bella tu, che non ti fidi di nessuno. Don Salvatore. Stella di nome e di fatto. Grazie. È un onore avervi oggi con noi qui, Don Barragán. A proposito, voglio a Stella, trattamela bene, perché si venga a sapere. Don Salvatore, ma che state dicendo? Che la stella è la vita mia. Bravo, proprio così. La vita tua. A proposito, ho portato con me anche mia nipote, Anna. Piacere. Auguri a tutti. Grazie. Pasqua, questo è un cadeau per gli sposi.
Oh, grazie, Salvatore. E non crediate di cavarvela con così poco. Stella, ti posso assicurare che è una cifra di tutto rispetto. No, e non mi riferivo certo alla busta. E a chi? E non fate finta di non capire, Don Salvatore. Stella si riferisce alla vostra bella voce. No, no, ragazzi, non mi chiedete questo perché proprio oggi non me la sento. No, Salvatore, ma non ci puoi dare questo dispiacere, no. Ma adesso facciamo un brindisi. Ma Salvatore. figurati. Allora, Stella, che questo sia uno dei tanti giorni felici della mia storia. Grazie, A Stella. La vita, prosperità e benessere. Viva gli sposi! Signori, ed ora Salvatore Barracane renderà ancora più speciale questa giornata. Canterà per noi, per Stella. Ecco. Come stava di mare, come adoro stasera, tutto il mondo mi pare che schietta giù all'era, non so più perché. Vieni a Caluciana, tu che ancora a sfadella, porto in dei capelli, si apre una bella che hai voglia vedere. Sta tarantella, napolitana, si mette Luciana, che si qua e si bella, pulita amore, quel castagnella. Sotto la voce di stella, sto cuore che balla, volesse ballare. Ci fatto un vigne, ma con gusto e piacere. Si stasera mi incigna, ma aspetta l'onore che parla con te. Ma presente con tu, con canzone a campana, con ricordi a catena, ma tu Luciano mi fa comparire. E sta tarantella napolitana, si mette Luciana, che si qua e si bella, con il tambor, quel castagnello. Sotto la luce di stelle, sto cuore che balla, volesse ballare. Non sentite la campana, né manata l'arezza. Si va gente lontana che poco se non si volete pria. Ma chi è chi sta che balla? Tarantì, tarantella, vira Napoli bella, con una cianella che torna a staccare. Sta tarantella napolitana, si mette Luciana, che si qua e si bella, con il tambor, quel castagnello, sotto la voce di stella, sto cuore che balla, volesse ballare. Sta tarantella napolitana, si mette Luciana, che si qua e si bella, con il tambor, quel castagnello, sotto la voce di stella, sto cuore che balla, volesse ballare. Mi raccomando, faccia la cura che le ho prescritta e venga a controllo il mese prossimo. Vabbè. Grazie, dottore. Dottore, grazie di tutto. Luigi Sepe, i miei rispetti. Giorusso, e che ci fai qua? Sto cercando Vincenzo Savastano. Lo volete da noi, ma non vedete mio marito in che condizioni sta? Io sono stato in coma e non so niente di Vincenzo Savastano. E se pure sapessi qualche cosa, certamente non lo direi a te. Vigliacco, lascia stare mio padre, che sto non è niente. Lui... Ma che sta succedendo? Dottore, fatevi i fatti vostri.
Sì. Vogliamoci, ma non abbiamo nient'altro da fare. Signora, i miei rispetti. Che gentaglia. Che sto niente. Tenga una sete, vuoi bere pure tu? No, non ho sete, grazie. Ma dimmi una cosa, ma Don Vincenzo non ci sta? Fai una cosa, pigliala una bottiglia d'acqua, dai. Vincenzo sta in salvo, andiamo. E tu i soldi e sto tradimento non te ne vedrai bene. Caro! Il piccione è volato via. No, era vero. Purtroppo ci hanno scoperto. Nicola Chianese sarà ammazzato. Pigliate la benzina.